Chiedo scusa per i problemi audio, ma la prima diretta purtroppo è così, mi dovete perdonare, ma la prima diretta funziona così, ci sono sempre dei problemi da risolvere a livello tecnico, quindi la regia mi comunicava un problema di audio che io ho risolto. Ok, grazie. Allora, dicevo, questa è una puntata in diretta di cartomanzia altamente professionale, dove voi da casa potete chiedermi per un consulto, sia telefonicamente in diretta chiamando al numero che vedete nello scroll, sia nel scrivere in chat ed io vi accontento. Basta scrivere la domanda e la data di nascita. Chi vi sta parlando è il maestro Cleo, quindi titolare di questo canale YouTube dove io ogni settimana preparo l'oroscopo settimanale che voi tutti state seguendo in massa e questo mi fa veramente tanto onore e tanto piacere. Non dimenticate di iscrivervi a questo canale ed attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando ci sarà una nuova diretta vi arriverà la famosa notifica per quanto riguarda la nuova diretta, va bene? Allora, vediamo un poco chi di voi desidera avere una consulenza col sottoscritto, vediamo quanti di voi desiderano parlare con me. Ripeto, mi occupo di legamenti, ritorni d'amore per coloro che hanno avuto un periodo negativo in coppia e vorrebbero salvare la coppia, per coloro che vogliono sapere se ci sarà un ritorno d'amore, se ci sarà diciamo, un incontro di una vecchia fiamma. Quindi voi tutto questo lo potete sapere, basta chiamarmi o scrivere in chat. Le linee sono libere, quindi potete approfittarne. Non vi mangio assolutamente, non vi mangio assolutamente. Cartomanzia e consigli è la puntata di questa mattinata. Se avete avuto dei problemi di coppia, problemi d'amore, mi riferisco anche alle coppie extraconiugali, coppie di amanti, che magari siete stati lasciati dal vostro uomo, dalla vostra donna, quel che sia, possiamo controllare e verificare se c'è un ritorno, se ci sarà un ritorno di fiamma. Quindi, in base alla lettura delle carte, io sarò in grado di dare a voi una risposta in merito al problema. Ricordatevi che oggi portare avanti un discorso sentimentale si rende sempre più difficile perché con l'arrivo dei social, WhatsApp, Instagram, Badoo e via via via, ci sono sempre più fiamme, nuove fiamme in arrivo, quindi si salta da un fiore all'altro e vedo sempre più coppie con problemi seri, questo dovuto all'alta tecnologia che ci circonda, perché mentre prima per trovare una donna o per trovare un uomo non era facile, non era semplice, oggi invece è molto più facile. Andiamo a rispondere
Perfetto, abbiamo così dato una risposta veloce alla persona che era in linea. Come vedete, possiamo rimanere anche nel privato, la vostra voce non si sente assolutamente, state tranquille perché in questa diretta si usa la massima discrezione, la massima professionalità e serietà. Quindi per voi tutti che volete una consulenza, come vedete, potete chiamare tranquillamente. Le linee sono per il numero che vedete nello scroll è quello da chiamare per avere una consulenza. Se volete scrivere in chat, potete anche scrivere in chat lasciando la vostra data di nascita, la domanda da fare alle carte. Ci sarà la risposta. Andiamo a rispondere. Ecco, avete visto com'è semplice? Basta poco. Quando mi chiamate, la vostra voce non si sentirà tranquilla e tranquilli. Allora, cartomanzia col maestro Cleo, prima puntata che stiamo facendo per tutti quanti voi che mi seguite sul mio canale YouTube Oroscopo di Cleo, quindi per tutti voi che volete una consulenza con me potete tranquillamente scrivere in chat oppure potete tranquillamente telefonare al numero che vedete nello scroll e potete fare la domanda che volete. Ci sarà un ritorno d'amore? Io vi darò la risposta. Ritornerà tranquillità in casa vostra? Io vi darò la risposta. Quindi qualsiasi sia il problema che vi affligge, potete chiamarmi, potete avere una consulenza in privato oppure in diretta, non ci sono problemi. Il numero mio è quello che vedete nello scroll. Ok? Se volete visitare invece il mio sito web dove trovate testimonianze, dove trovate i miei video, trovate ogni cosa di me, potete prendere il link che vedete sotto a questo video, va bene? Quindi questa è una diretta, vediamo se volete, vedo che avete come, vi vedo curiosi ma avete come paura di consultarmi, non vedo la paura dov'è, è una semplice lettura di cartomanzia. Ricordatevi che è gratis, non dovete pagare niente quando sono in diretta, quando invece non mi vedete in diretta. Quando non mi vedete in diretta e volete la tranquillità e la comodità di chiamarmi dopo la diretta, lo potete fare, ma vi costa 30 euro un consulto di cartomanzia. In diretta non dovete pagare niente, non vi costa niente. Ok? Allora, vediamo, io ho detto una mezz'oretta, vediamo un po' di accontentarvi. Guardate che mi occupo anche di legamenti e ritorni in 35 giorni.
perché la magia esiste, la magia esiste. La magia non è quello che sentite dire la bacchetta magica, perché la bacchetta magica non esiste, la magia è semplicemente energia dell'operatore. Se l'operatore ha le sue energie da mettere in pratica, da sfruttare per il vostro problema, allora il lavoro riesce, il rituale riesce. Se l'operatore non ha le giuste energie ed è solo un operatore che fa bla 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 bla, allora non vedrete mai niente. Io mi occupo da 40 anni di legamenti e ritorni d'amore, trovate le mie testimonianze nel mio sito web, che è il link sotto a questo video, e potete verificare quello che vi sto a dire. Va bene? Ritorni d'amore di qualsiasi tipo, amanti, marito e moglie, fidanzati, amori gay, amori lesbiche, amore, qualsiasi tipo di amore, perché l'amore non ha distinzioni, l'amore è amore, qualsiasi tipo di amore è amore. Bene, quindi se volete una consulenza potete tranquillamente chiamare adesso. Il numero è quello, ripeto, è quello che vedete lo scrollo. Questa diretta che state vedendo poi andrà in replica e quindi potete chiamarmi in privato, ma in privato i consulti si pagano. I consulti in diretta non si pagano, ma sono gratuiti. Perciò approfittatene adesso. Ogni giorno ci sarà una nuova diretta, voi attivate la campanella delle notifiche, iscrivetevi al canale, così quando ci sarà una mia nuova diretta vi arriverà la notifica che io sono in diretta. Perciò iscrivetevi al canale, non perdete l'occasione, continuate a seguire il mio oroscopo che io preparo, ogni settimana ci sarà il nuovo oroscopo, come già ho pubblicato l'oroscopo del 2020, quindi l'oroscopo del nuovo anno, già in rete sul mio canale YouTube, che potete tranquillamente seguire. Ricordatevi che esiste il bene, esiste il male. Io questo lo voglio dire un po' a tutti e lo voglio ricordare in ogni mia diretta, io lo dico sempre, esiste il bene, esiste il male. Esistono le energie negative come esistono le energie positive. Esiste il malocchio non è altro di odio verso il prossimo. Se qualcuno vi odia e vi butta la famosa bestemmia, non fa altro di buttarvi delle energie negative, perché noi esseri umani siamo circondati da energie positive e energie negative. Quindi chi vi butta una bestemmia, chi non vi può vedere, chi vi tiene proprio sullo stomaco, è capace di scagliare contro di voi energie negative, che noi chiamiamo il malocchio, famoso malocchio. Il malocchio non è altro che energie negative che la persona che non vi può vedere vi scaglia contro. Questo è il famoso malocchio. Mentre per tutte le altre cose che riguardano le negatività maggiormente ce l'hanno le persone che hanno a che fare dalla mattina alla sera con più persone, chi fa un lavoro di comunicazione, un lavoro che ha un continuo contatto con le persone, quelli sono più a rischio di subire energie negative. Vediamo, rispondiamo alla prossima telefonata. Io abbasso l'audio.
Ecco qua abbiamo accontentato a Roberta da Milano. Ciao Roberta, buon ascolto. Allora, vedete che è semplice chiamare in privato, la vostra voce non si sentirà in audio nel video perché sono una persona seria, riservata e quindi effetto consulte di massima riservatezza. Va bene? Allora, stavamo parlando della negatività. La negatività è dicevo, è a rischio coloro che hanno a contatto con più persone alla mattina e alla sera perché vanno ad assorbirsi dei problemi degli altri, vanno ad assorbirsi delle negatività degli altri. Ecco perché poi alla persona comincia a andargli tutto male e così via. Perciò verificare, controllare non è un danno, non è un problema, ma bensì è un aiuto che si può dare. La verifica con la cartomanzia è più che altro un aiuto. Bene, quindi se volete sapere effettivamente se il vostro amore ritorna, magari siete stati lasciati dal vostro innamorato o innamorata e volete sapere se torna, io ve lo posso verificare attraverso una semplice e professionale lettura di carte. Se non c'è un ritorno, io vi posso aiutare perché effettuo anche ritorni e legamenti d'amore nel modo definitivo, ok? Nel modo definitivo. Se volete sapere io effettivamente chi sono, potete cliccare sul link che vedete sotto al mio video e lì trovate tutte le testimonianze, tutti i miei video che ho fatto, le dirette che ho effettuato a Rai 1, Rai 2, Mediaset, Sky e via via via. Ok? Poi trovate su YouTube tutti i miei filmati, basta scrivere il Santone di Avella su YouTube e vedete tutto il mio cammino di vita da 40 anni a oggi. Ok? Questo invece è il canale dove io effettuo consulenze di cartomanzia o oroscopo della settimana, del mese, quindi tutti voi già mi conoscete, già seguite il mio canale e quindi non è inutile che mi metto qua a spiegarvi chi sono, cosa faccio e via via. Ripeto, per tutti quelli che hanno dei seri problemi possono contattarmi. Questa era la mia mezz'oretta diretta, spero di avervi esauditi con questa mia diretta. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima diretta, vi arriverà la notifica, ok? Un abbraccio a tutti ed a risentirci per la prossima diretta. Ciao a tutti.